me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio scudo protezione fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia, che dolce visione, che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo, mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, è come un fiume di vero amor. Grandiosa grazia, eterno amor.
con la di noi t'esaltiamo, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi ti adoriamo, vieni regna, Signore, su noi. Vieni regna, Signore, su noi. Alleluia. Che gioia poter essere qui con voi. Mi sentite? Tutto a posto? Che il Signore benedica te, la tua casa, la tua famiglia. Benvenuti alla preghiera del mattino. La preghiera del mattino è un programma delle Sheadamiti, Chiese Evangeliche Assemblee di Dio, Arca Missionaria Italiane. E io sono il pastore Victor Lopes e per la grazia di Dio sono con voi esta mattina per glorificare il nome di Gesù, per dare gloria al Signore che è degno di gloria, di onore, di maestà. Che benedizione poter essere qui con voi, condividere una parola, un momento di preghiera insieme. È una gioia poter partecipare con voi ogni mattina di martedì e giovedì su questo canale. Se tu non sei ancora iscritto sul canale YouTube AD Arca Missionaria Italia, vorrei invitarti a fare la tua iscrizione, a condividere con i tuoi fratelli, i tuoi amici, perché possano anche partecipare di questa preghiera ogni mattina. Siamo qua. Che Dio benedica te, la tua casa, la tua famiglia, nel nome di Gesù. Dite da dove siete, scrivete sulla chat il vostro nome, la vostra richiesta di preghiera. Se volete contattarci, avete anche questa possibilità tramite WhatsApp. 351 360 4320. 351 360 4320. Questo è il nostro contatto di WhatsApp, dove potete scriverci e chiedere le preghiere, mandare la vostra testimonianza, un suggerimento. Quindi avete questa possibilità di inviarci un messaggio tramite questo numero, perché vogliamo essere vicino a ognuno di voi. Amen. Gloria al Signore. Seguiamo con il programma di questa mattina. Vorrei mandare un abbraccio a tutti i miei fratelli di Firenze, settore 01, settore ecclesiastico della provincia di Firenze. Che Dio benedica tutti i miei fratelli. Un abbraccio grande, grande a tutti, nel nome di Gesù, i nostri amici. Il Signore benedica nel nome di Gesù ognuno. Vorrei anche mandare un abbraccio ai nostri fratelli del settore 02 di Sheadamiti di Pisa, della provincia di Pisa,
Un abbraccio a tutti i nostri fratelli della provincia di Pisa. Dio benedica nostro missionário Marco, a missionária Denisa, un abbraccio grande, Dena, che Dio ti benedica. Non so se c'è la missionária Carminha con noi, se c'è la missionária Jamile. Oh, fatevi vivi, mi fate vedere se siete qua con me. Noi siamo in questa stanza, ecco, c'è la missionária Jamile. Un abbraccio Jamile, un abbraccio alla missionária Carminha, Marisa. Marisa è sempre a vedere la preghiera del mattino. Un abbraccio grande, Marisa. Che Dio ti benedica. Glória a Dio. Vorrei mandare anche un abbraccio ai miei fratelli di Verona. Che Dio benedica tutti i miei fratelli di Verona. È sempre un piacere essere con voi. Un abbraccio grande. È stato anche il compleanno di Riccardo, del fratello Riccardo. Auguri Riccardo, facciamo un applauso a Riccardo per il suo compleanno. Dio ti benedica Riccardo. Riccardo di Verona. Gloria a Dio. Vorrei mandare un abbraccio, non so se ho mandato un abbraccio a ad Ariana, a Giovanni, non so se sono qua con noi. Fatevi vivi, dove siete? Un abbraccio ai fratelli di Verona. Stasera c'è la Santa Cena del Signore a Verona. Un abbraccio grande. Guarda che questa camera qua è tremenda, perché io devo essere fermo, non posso muovermi, perché ogni volta che mi muovo questa camera mi avvicina più e quindi mi vedete in movimento. Mamma mia, forte, eh? Glória a Dio. È la tecnologia, devo abituarmi. Vorrei mandare un abbraccio alla... Ecco, c'è Giovanni, gloria a Dio, Giovanni, pace nel Signore. Carissimo. Oh, un applauso a Giovanni che si è fatto vivo qua stamattina. Oh. Un applauso. Che Dio benedica a tutti nel nome di Gesù. Aprite la vostra Bibbia, vorrei leggere un versetto della parola di Dio che si trova in Genesi capitolo 15. Vorrei mandare un abbraccio al pastore Davide, alla missionária Lia, che domani saremo insieme lì nel progetto a Scandici. Pazienza con me, fratelli, che la mia mente... Oh Gesù, aiutami i nomi per memorizzare. Domani, mercoledì, abbiamo il progetto Non Sei Solo a Scandici, con nuovo orario, dalle 10, prima era alle 9, adesso inizieremo alle 10, perché il progetto si farà un po' lunghino, avremo più tempo, e quindi inizieremo alle 10. La nostra sorella Elisabeth e tutti i nostri fratelli saranno lì per ricevere tutti che vogliono venire da noi, sia per il mercatino solidale che per gli indumenti, per i vestiti, sia per il pacco alimentare, per l'iscrizione, sia per il pranzo. Abbiamo nostra mensa, non una mensa, ma un pranzo fraterno, diciamo così. Ogni mercoledì a mezzogiorno noi siamo lì
in via di San Giusto 2, Firenze, zona di Torregali. Vorrei invitarvi a partecipare con noi ogni mercoledì del nostro progetto. Amen? Un abbraccio a tutti. C'è la nostra sorella Linda di Pisa con noi. Un applauso a Linda. Dio ti benedica, Linda. Un applauso a Gesù per la tua vita. Glória a Dio. Il Signore è grande. Vorrei mandare anche un applauso, un abbraccio e applaudere Gesù. Applaudiamo Gesù per la vita della missionária Priscilla che è con noi. Amen. Un bacio, amore. Ti voglio bene, ti amo. Leggiamo la parola di Dio. Genesi capitolo 15. Dice la parola. Dopo queste cose la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: Non temere, o Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Ma Abramo disse: Signore Eterno, che mi darai? Perché sono senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Poi Abramo soggiunse: Tu non mi hai dato alcuna discendenza. Ora ecco, uno nato in casa mia sarà mio erede. Allora ecco, la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo: Questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà tuo erede. Poi lo condusse, alleluia, fuori e gli disse: Guarda ora verso il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. Quindi aggiunse: Così sarà la tua discendenza. Ed egli credette all'Eterno che glielo mise in conto in giustizia. Poi l'Eterno gli disse: Io sono l'Eterno che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese in eredità. E Abramo chiese: Signore Eterno, da che cosa posso io sapere che l'avrò in eredità? Allora l'Eterno gli disse: Portami una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un montone di 3 anni, una tortora e un piscione giovane. Allora Abramo gli portò tutti questi animali, li divise in 2 e pose ciascuno metà di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. Ora alcuni uccelli rapaci calarono sulle bestie morte, ma Abramo li scacciò. Verso il tramontare del sole, un profondo sonno cade su Abramo, ed ecco uno spavento e una oscurità profonda caddero su di lui. Allora l'Eterno disse ad Abramo: Sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, e vi saranno schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi. Dopo questo essi usciranno con grandi ricchezze. Quanto a te, te ne andrai in pace presso i tuoi padri e sarai sepolto in buona vecchiaia. Ma alla 4ª generazione essi torneranno qui, perché l'iniquità degli Amorrei non è ancora giunto al colmo. Ora come il sole si fu coricato e scesero le tenebre, ecco una fornace fumante e una fiaccola di fuoco passare in mezzo alle parti di quegli animali divisi. In quel giorno l'Eterno fece un patto con Abramo, dicendo: Io do alla tua discendenza questo paese, dal torrente d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate, i Chenei, i Kenisei, i Cadomonei, gli Itei, i Perezei e i Refei, gli Amorrei, i Cananei, i Gargisei e i Jebusei. Carissimi, il Signore è grande. La parola dice che Abramo uscì dalla sua terra, ha ubbidito il Signore, ha fatto ciò che il Signore aveva detto di fare, ha preso la sua moglie,
è uscito verso la direzione che il Signore lo portava. Abramo, che era in Ur del Caldei, un uomo prospero con la sua famiglia, ma il Signore lo ha chiamato ad essere pellegrino. Abramo, quando è uscito dalla sua terra, è uscito con una promessa. E la parola del Signore dice che Abramo pellegrinò nel deserto, in quelle terre straniere, ma a un certo punto Abramo si è reso conto della benedizione di Dio, quanto gli aveva benedetto il Signore, quante cose aveva fatto il Signore, ma gli mancava una cosa molto importante, un erede. Gli mancava un figlio. Lui era prospero materialmente, lui aveva salute, lui aveva gioia nel cuore, serviva all'Eterno. Il Signore parlava con Abramo, Abramo parlava con il Signore. Ma a un certo punto Abramo ha detto: di che vale tutto questo? Questa ricchezza, questi agnelli, i bue, di che valgono? Molte volte noi arriviamo a un momento della nostra vita che abbiamo tutto, ma manca una completezza. Abramo vedeva che i suoi anni passavano, Abramo vedeva che la sua vita seguiva il corso normale, perché lui era sulla terra, ma lui aveva bisogno di vedere qualcosa di straordinario della parte di Dio. Perché Abramo ha potuto lavorare anche se nel deserto. Abramo ha potuto curare il gregge anche se nel deserto. È vero che Dio ci dà una capacità di gestire, di amministrare. Il Signore ha benedetto le nostre mani, fratelli. Il Signore ha benedetto ognuno di noi con una benedizione grandissima. Perché la parola del Signore dice che se attentamente ascoltiamo la sua voce e seguiamo i suoi comandamenti, ovunque calpesteremo sarà benedetto. Dove toccheremo prospererà. E la benedizione dell'obbedienza fa crescere, fa prosperare. La benedizione che proviene dall'obbedienza ai comandamenti del Signore ci fa prosperare, ci fa essere abbondanti. Ma ci sono cose che non dipendi da noi. Il Signore ci benedice e ci dice: vai, andate, seguite. Ma nel percorso ci sono cose che soltanto Dio può fare. Ci sono cose nel percorso che non dipendi dalle nostre forze, che non dipendi dalle nostre parole. Alleluia! Ma tu continui essendo fedele, perché ciò che dipendi da Dio lo farà Lui. Ciò che dipendi dal Signore lo farà Lui, perché Lui è specialista in fare l'impossibile possibile. Nel percorso di Abramo, il Signore ha aggiunto tante benedizioni a lui. Il Signore ha fatto prosperare la sua casa, la sua famiglia, sua moglie Sarai.
Ma nel capitolo 15 il Signore sapeva ciò che era dentro il cuore di Abramo. Il Signore sapeva ciò che aveva dentro il suo cuore, il Signore sapeva ciò che aveva nei suoi pensieri, il Signore sapeva, il Signore lo sa. Il Signore sa che dietro questo tuo sorriso c'è un pensiero, una preoccupazione, una inquietudine. Alleluia! Gloria! Il Signore lo sa che dietro a quest'uomo forte, a questa donna forte, a quest'uomo disponibile, a questa donna disponibile al Signore, c'è anche un cuore fragile, carente, necessitato, bisognoso, che ha bisogno di sentire una parola dalla parte del Signore. E Dio parlò con Abramo. Alleluia! Saramandere mancio. Sa la cosa che ci calma? È la voce del Signore. La Bibbia dice che in Naim aveva una vedova che stava per seppellire suo figlio e passava con la folla e la barra seguiva alla destinazione, al sepolcro. Ma il Signore fermò la folla. Il Signore fermò quel funerale. Oh, gloria al Signore che opera e che fa tutto. Io non so quale angoscia il Signore sta fermando oggi nella tua vita. Io non so quale preoccupazione il Signore sta fermando nella tua vita. Io non so quale inquietudine il Signore sta fermando nella tua vita, ma oggi, stamattina, Lui sta dicendo basta. Sto rinnovando la promessa nella tua vita. Magari tu stai guardando la tua situazione e stai dicendo come Abramo, il mio erede è il Damasceno Eliezer. E il Signore sta dicendo no. La tua storia non viene definita dalla tua realtà, la tua storia viene scritta da me. Io ho scritto la tua storia, non è la tua realtà, non è il tuo oggi che definisce, nemmeno il tuo passato, perché il Signore è specialista in cambiare storie, scrivere nuove storie. E la tua storia sta scritta per il Signore. Tu non hai consegnato la tua vita a Lui? A chi tu hai consegnato la tua vita? Al Signore Gesù? Allora riposa. Riposa nel Signore. Stai calmo. Perché la promessa di Dio non è definita dal scenario di oggi, ma è dalla sua volontà sovrana. E il Signore ha detto, io ti benedirò e così sarà la tua discendenza. E la parola del Signore dice, ed egli credette all'Eterno che glielo mise in conto in giustizia. Credi oggi nella parola del Signore che sta dicendo, la tua situazione non rimarrà così. Il tuo problema non continuerà così. La tua famiglia, la tua storia, questo dilemma non resterà così, perché il Signore stamattina sta dicendo, oh, guardami fratello, oh, guardami, il Signore ti parla stamattina. Isaia 64:4, finisco con questo versetto che ci parla il Signore. Alleluia. Isaia 64:4. Gloria al Signore l'Eterno.
dall'antichità nessuno aveva mai sentito, né orecchio udito, né occhio visto, alcun Dio all'infuori di te che agisce per chi spera in Lui. Alleluia, gloria! Spera in Lui. Scrive qua sulla chat. Spera in Lui. Manda questo messaggio a qualcuno. Isaia 64:4. Spera in Lui, perché i tuoi occhi vedranno, le tue orecchie ascolteranno. Alleluia! Ciò che il Signore farà. Ciò che il Signore farà, Lui farà. La tua storia non rimarrà così. Spera nel Signore. Alleluia. Condividete questo messaggio. Spera nel Signore. Spera perché Lui sta lavorando. Lui sta agendo. È Lui che agisce. Gloria al Signore. Preghiamo, fratelli, stamattina. Preghiamo perché il Signore è la nostra forza. Il Signore è la nostra forza. Preghiamo per tutti i fratelli che contribuiscono e collaborano con l'opera missionaria. Quest'anno abbiamo la campagna missionaria 2024 e vorrei pregare per tutti i fratelli che hanno preso questo raccoglitore per il proposito missionario 2025, scusate. Proposito missionario 2025 che è la ristrutturazione del palazzo a Monte Sherwood. Quello palazzo che sarà molto utile per lo sviluppo della missione lì in quella città e in tutta quella Val di Cesena e anche in provincia di Pisa in Italia. Il Signore è grande. Preghiamo per tutti che contribuiscono, che collaborano. Vorrei mandare un abbraccio ai miei fratelli che sono anche fuori Italia, alla missionaria Mirella, al nostro fratello Marco di Spagna, che ogni mese mandano la loro offerta missionaria. Che Dio benedica. Un abbraccio a tutti i miei fratelli che collaborano, che partecipano. Un applauso a tutti i miei fratelli che partecipano con questa missione. Che Dio benedica abbondantemente. Se tu vuoi fare la tua offerta, ci sono le coordinate e puoi contribuire con gioia per l'opera del Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Ecco, con noi c'è anche la nostra sorella Elisabeth. Dio benedica. Un applauso a Dio, al Signore per la tua vita, Elisabeth. Benvenuta alla preghiera del mattino. Gloria al Signore. Preghiamo nel nome di Gesù. Padre, nel nome di Gesù siamo qua. Stamattina, oh Signore di martedì, oggi il 14 gennaio 2025. Grazie Signore per questa ricca opportunità. Grazie di questo privilegio. Grazie Signore perché siamo qui insieme, anche se non siamo fisicamente insieme, ma siamo nel cuore insieme. Siamo in pensiero insieme. Siamo spiritualmente insieme, perché siamo un solo corpo, è un solo Dio, un solo Spirito. Noi siamo nella stanza della preghiera stamattina. Grazie Signore, grazie che mi dai questa opportunità di poter essere qui, per la vita di tutti i miei fratelli. Grazie Signore perché tu sei la nostra forza. Alleluia. Tu ci rinnovi ogni mattina. La tua parola dice che il pianto dura una notte, ma la gioia viene nel mattino. Alleluia, il sole della giustizia.
risplenderà e la verità germoglierà sulla terra. Non c'è niente di nascosto. Tu sei la giustizia, tu sei, Signore, colui che fa germogliare la giustizia, la verità, perché la tua parola dice che tu non dai il colpevoli per gli innocenti e non dai gli innocenti per colpevoli. E ci sono storie da chiarire, ma che le nostre parole non saranno sufficienti, ma lasciamo a te che farà venire la verità, che porterai alla galla la verità, Signore, che farai, Signore, chiaro tutte le cose. Tu, Signore, puoi chiarire ogni storia, ogni situazione. Combatti le nostre guerre, Signore, combatti i combattimenti del tuo regno. Quando noi siamo qui, soldati tuoi, e ti preghiamo di equipaggiarci con tutta la tua armatura. Signore, che possiamo essere rivestiti con la tua armatura, col tuo Spirito Santo. Ti chiedo perdono per i nostri falli, per i nostri errori. Ti chiedo perdono quando abbiamo magari deluso qualcuno. Oh Signore, purifica i nostri cuori, le nostre menti. Purifica i nostri corpi, Signore, fisici. Purifica, Signore, ciascuno di noi perché possiamo essere puri per la gloria del tuo nome. Nel nome di Gesù ti prego stamattina, Signore, di liberarci dalle cose che non ti piacciono, Signore, dalle pratiche peccaminose, che possiamo camminare sulla verità, parlare la verità, che la bugia non faccia parte della nostra vita, Signore. Ti prego nel nome di Gesù, per tutti i miei fratelli missionari, i coordinatori dei settori ecclesiastici di Seadamiti, le famiglie missionarie, ogni singolo fratello delle basi missionarie. Ti prego, Signore, per i collaboratori, i volontari del progetto Non Sei Solo. Ti prego per il corso del vivaio missionario che inizierà il 3 febbraio. Signore, che tu possa spingere, risvegliare i fratelli per conoscere la tua parola, per fare una immersione sulla tua parola, perché possano essere liberi, perché quanto di più conosciamo, più liberi siamo. Quanto di più cerchiamo te, più liberi siamo, perché la verità ci rende liberi. Nel nome di Gesù, Signore, ti prego che tu possa operare nella vita di ciascuno di noi. Ti prego per la mia casa, per me e per Priscilla. Ti prego per gli anziani della Chiesa, la terza età, i nostri carissimi anziani. Ti prego per loro, Signore. Ti prego per gli adolescenti, per i giovani. Signore, che tu possa risvegliare i giovani, Signore, che tu possa aiutarli, che tu possa, Signore, sostenerli sulla via della fede, perché loro non si allontanino da te, Signore, ma che possano restare saldi in questo mondo corrotto, che loro possano restare saldi sulla tua parola. Ti prego nel nome di Gesù per i bambini, che loro possano crescere in grazia e in conoscenza,
che loro possano crescere in statura, che siano benedetti. Ti prego nel nome di Gesù, Signore, che tu possa aiutare ogni famiglia, quelli che sono lontani da te, le pecore smarrite, Signore. Ti prego di riportare alla tua presenza, al tuo gregge, il gregge unico che tu sei il pastore, Signore. Noi siamo collaboratori, cooperatori, noi siamo, Signore, amministratori, ma tu sei il Signore. Ci capacita a fare la tua opera, Signore. Ti prego di aiutarci nelle nostre difficoltà. Signore, parla con noi come hai parlato con Abramo e lo hai portato calma, serenità. Anche se lui ha aspettato dopo quello 25 anni perché la promessa fosse compiuta. Ma in quei 25 anni di attesa tu sei rimasto con lui, non lo hai lasciato mai. E so, Signore, che la promessa sarà compiuta. So, Signore, che tu opererai, perché tu non menti. No. Tu non ti penti di ciò che hai parlato. Signore, aiutaci a non oltrepassare i limiti, a non uscire da ciò che tu ci hai messo, a non abbandonare la promessa. Ma oggi, Signore, vogliamo fare, o meglio, rinforzare l'alleanza, il patto con te. Ti prego, Signore, che tu possa benedire la nostra famiglia, perché la nostra discendenza possa servirti. Che possiamo lasciare delle cose importanti, grandi, potenti, spirituale per questo paese. Anche se la nostra missione è una missione semplice, Signore. A volte io guardo il scenario, la nostra realtà e dico, Signore, come sarà? Queste basi missionarie, Signore. Il futuro di questa missione. Signore, io so, Signore, che quest'opera non finisce in me. Io so che quest'opera non è un riassunto della mia persona. È molto di più. Sei tu chi comandi, sei tu il protagonista, sei tu il Signore, sei tu la ragione dell'esistenza di questa missione. Per questo, Signore, ti prego stamattina di mandare lavoratori, operai, risorse, sostegno spirituale per quelli che ci sono. Signore, che tu possa muovere ciò che sta fermo. Ti prego nel nome di Gesù, Signore. Alza un grande esercito, riempici di gioia per servire. Ti prego per le famiglie, Signore, per le coppie, per i figli, per gli uomini, Signore, mandaci, uomini, donne, giovani. Ti prego, Signore, di mandare a questa missione persone che ti amino, persone che amano la tua parola, persone che ti servono fedelmente. Ma ti prego pure di salvare, di trasformare. Ti prego, Signore,
per quelli che non ti conoscono, che possano conoscerti, che possano rendere la loro vita a te. Quei semi che abbiamo seminato e che seminiamo ogni giorno, che possa germogliare, che possiamo vedere salvezza, ma non solo salvezza, ma salvezza e che questi salvati diventino discepoli tuoi, Signore. Nel nome di Gesù, Padre, ti prego che tu possa guidarci in ogni cosa. In questo progetto non sei solo. Ti prego per tutti i lavoratori, Signore, per quelli che partecipano alla base di Firenze. Ti prego per la Darli, per Vinicius, per ogni loro necessità. Ti prego, Signore, per la Samuela, per la sua famiglia, per il suo lavoro, per ciò che siamo in preghiera e abbiamo messo davanti a te perché tu ci confermi. Signore, che tu possa benedire lei, la sua famiglia, le sue figlie, il suo marito. Ti prego per l'Anna Maria, ti prego, Signore, per la sua salute, che tu possa dare a lei salute, Signore, e moltiplicare i suoi anni, perché il suo desiderio di vivere non è per vivere molto, ma per vivere per te. Ti prego, Signore, per la Milvia, che tu possa anche restaurare la sua salute, dare a lei la capacità, la forza. Signore, nel nome di Gesù, benedisce e moltiplica i suoi anni, perché il suo desiderio è di servirti, Signore. Ti prego, Padre, per la Nemesis, per la sua famiglia, lei che opera anche in questo progetto, che tu possa, Signore, portare il suo marito a un incontro speciale con te, a una profondità, a un desiderio di servirti profondo, Signore. Che tu possa operare nella sua vita perché lui possa diventare un operaio, un diacono nella tua casa. Riempilo di Spirito Santo. Che lui possa avere un impegno continuo con te, con la tua chiesa, con il tuo corpo, non solo con la sua famiglia, perché è un bravo marito, è un bravo papà, ma ha bisogno di avere anche un impegno in profondità con la tua chiesa, con il tuo corpo, perché chi si impegna con il tuo corpo si impegna con te, perché sei tu il capo del corpo. Ti prego, Signore, per il futuro di Isabel, per il futuro di Crissia, che tu possa risvegliare ogni giorno Nemesis alla preghiera, che lei sia una colonna di preghiera per la sua famiglia, perché tu l'hai chiamata per il ministero di intercessione, Signore. Nel nome di Gesù ti prego anche per la Gladys, per il suo futuro, per la sua salute, per i suoi bisogni, Signore, personali, emozionali, Signore. Ti prego nel nome di Gesù che tu possa dare a lei gioia, compiere il desiderio del suo cuore, che tu possa preparare, Signore, un uomo della tua parte, un uomo di Dio, un uomo che teme a te, che sia, Signore, fedele a te, che insieme a lei possano servirti, Signore, perché è questo il suo desiderio, che lei possa avere la famiglia, Signore, nel nome di Gesù. Dà a lei salute, grazia, aiutala in ogni cosa. Nel nome di Gesù ti prego, Signore. Ti prego, Padre, per tutti gli altri che cooperano in questa missione qua a Firenze. Ti prego per le famiglie di questa base missionaria. Nel nome di Gesù, Padre, ti prego per la base a Scandici, per quelli che operano nel progetto Non Sei Solo, per le famiglie lì, per la famiglia di Raymond, Signore, e sua moglie, Elisabeth. Ti prego, Signore, per i suoi figli, ti prego per tutti i suoi parenti, per la sua mamma Giulia, ti prego per Nati, ti prego per Christian. Signore, nel nome di Gesù, che tu possa operare nella loro vita, che loro possano dare frutto abbondanti nel tuo regno. Nel nome di Gesù, che tu possa aiutarlo in ogni cosa, riempirlo di Spirito Santo, che questa famiglia, Signore, possa crescere in grazia, in conoscenza e che loro possano, Signore, ogni giorno, Padre,
essere più vicini a te, Signore. Essere vicini a te perché loro hanno bisogno ogni giorno di crescere come noi tutti abbiamo bisogno di crescere spiritualmente, ma che possano avere chiarezza sulla tua parola. Nel nome di Gesù, Padre, perché so che quella famiglia è stata consacrata per te e so che tu svolgerai il progetto che hai scritto per loro, Signore. Che tu possa dare a Remo tempo per leggere la tua parola e che lui possa, tramite il tuo Spirito Santo, avere sempre una riflessione della tua parola per portare agli altri, basato sulla tua parola, Signore. Nel nome di Gesù ti prego che tu possa dare salute a Elisabetta, che tu possa restaurare la salute a Ivanette, Signore, a Giuseppe, che la loro famiglia, i fratelli di Giuseppe, Signore, possano venire anche loro per servirti, che Giuseppe possa avere una convinzione di fede ancora più forte, Signore, che lui possa decidere con tutta la sua anima per te. Nel nome di Gesù, Padre, rinforza quella famiglia. Ti prego per Pastore Davide e la Lia, nel nome di Gesù, Signore, che tu possa aiutarli per la gloria del tuo nome. Benedici le sue figlie, i suoi nipoti, i suoi generi, Signore, nel nome di Gesù. Ti prego, Padre, ogni necessità, ogni cosa che loro presentino a te, Signore, che tu possa considerare. Nel nome di Gesù risveglia, Padre, quelli che sono dormenti, quelli che sono fermi, nel nome di Gesù. Ti prego per tutti i miei fratelli delle basi missionarie. Nel nome di Gesù, Signore, ti prego per quelli che operano nel progetto, per quelli che ancora non operano, per quelli che si sono allontanati, che tu possa riportare alla tua presenza. Fa crescere la base di Pisa con i miei fratelli, benedice ogni famiglia. Nel nome di Gesù, Padre, ti prego per la base a Monte Scerboli, per le famiglie di quella città. Nel nome di Gesù benedice, Signore, che la salvezza possa essere, Signore, in ogni casa. Ti prego in speciale, Signore, per quelli che sono lì, che camminano passo a passo nella tua presenza. Nel nome di Gesù, Padre, ti prego di essere con noi, di benedire tutto il lavoro di oggi. Benedice la base a Legnago. Ti prego per tutte le famiglie. Ti prego, Signore, perché tu possa fare crescere, ma non solo in quantità, ma crescere in fede, in saldezza, in perseveranza, nel nome di Gesù. Che stasera lì possiamo avere un culto benedetto, pieno della tua presenza, guidato dal tuo Spirito Santo. Che questa giornata sia così, Signore, benedetta, che tu possa liberarci dal male, dal maligno, dalle tenebre, dal peccato, dalle cose che non ti piacciono, Signore. Nel nome di Gesù guida i nostri passi stamattina e durante la giornata. Sia con noi nell'aprire e nel chiudere della nostra bocca, nell'entrare e nell'uscire. Nel nome di Gesù, Padre, aiutaci in tutto. Ci rendi uomini e donne saggi tramite la tua parola e il tuo Spirito Santo. Ti prego per quelli che sono in ospedali, per quelli che sono al carcere, Signore. Ti prego per le vedove e per gli orfani. Ti prego per i senza tetti. Ti prego, Signore, per i drogati, per le forze di autorità di questa nazione. Ti prego per il ministro di questa nazione, per i deputati, per il Senato. Ti prego per il Presidente. Ti prego, Signore, per tutte le forze di autorità, per i carabinieri, per i poliziotti, per i giudici, per gli avvocati, per quei lavoratori autonomi, per quei lavoratori dipendenti. Ti prego, Signore, per i missionari, per i sacerdoti.
Ti prego per gli uomini di Dio che sono in questa nazione ad operare per te, che hanno lasciato tutto per servirti. Ti prego, Signore, per il progetto della campagna missionaria 2025, per quella meta che dobbiamo raggiungere, Signore, per la ristrutturazione di quel palazzo. Aiutaci a raggiungere a quella cifra perché possiamo pagare la ditta per fare la ristrutturazione. Ti prego, Signore, in speciale per Agostino Rossi. Ti prego per la Cini Mario, per i Cini Mario. Ti prego per la Cini Martina. Ti prego, Signore, per la Cinzia Trapani. Tu lo sai perché sto pregando per queste persone. Ti prego per Marino, Cognetta. Ti prego, Signore, per Badiani, Sergio e per tutta la famiglia Badiani. Ti prego per la Cangiuli Elena. Ti prego per Remo Romano, la sua famiglia. Ti prego per la Merlini Irene. Oh Signore, ti faccio come Abramo, che ti ha detto come avverranno queste cose, Signore. È possibile farmi sapere? Ti prego, Signore, di toglierci, e questa è la mia preghiera oggi, di toglierci dalle mani degli uomini. Toglici dalle mani degli uomini, Signore. Perché vogliamo essere nelle tue mani. Perché tu giudichi con giustizia, ma anche con misericordia. Ti prego per queste persone in specifico oggi. Fa prosperare l'opera missionaria, Signore. Vedi il futuro di questi missionari che hanno abbandonato tutto per servire te. Io so, Signore, che tu agisci per chi spera in te. Oh, anima mia. Oh, alleluia! Io so che tu agisci per chi spera in te. Amen e amen. Fratelli, che Dio vi benedica. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi oggi per sempre. Possiamo dire amen? Gloria al Signore. Gloria al Signore. Non dimenticare, fratelli, del corso di immersione ai Vangeli. Dal 3 febbraio inizieremo il corso di immersione ai Vangeli ogni lunedì dalle 8:30 alle 9:30 della sera, sempre di sera, alle 20:30 inizieremo il corso di immersione ai Vangeli. Se tu vuoi sapere di più, mandaci un messaggio, chiama la Priscilla e così avete il modulo di iscrizione e anche tutte le coordinate per partecipare di questo corso. Sarà in italiano, avremo tutto il materiale didattico, la lezione, sarà bellissimo questo percorso che faremo durante un anno, 4 periodi e compieremo un anno di lezioni. Sarà importantissimo per la nostra vita spirituale.
vieni a crescere nella presenza del Signore e a essere arricchito con la sua santa parola, sacra parola. Dio vi benedica, nel nome di Gesù. Buona giornata. Lasciate il vostro mi piace, lasciate mi piace, non dimenticare. Se non sei iscritto ancora, iscrivetevi. Un abbraccio. Applaudiamo Gesù per questa mattina meravigliosa. Ci vediamo giovedì nello stesso orario, alle 8, con la preghiera del mattino. Lodiamo al Signore per finire stamattina benedetta. Ti amo Dio, la tua grazia non fallisce, tutti i giorni sono nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire, canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. Amo la tua voce, mi hai condotto in mezzo al fuoco, nella notte buia, mi sei vicino come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e vai davanti a me, la tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutto a Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me, la tua bontà mi segue e vai davanti a me, la tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutto a Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà, canterò della tua